Buonasera a tutti. Ho accettato con entusiasmo l'invito a partecipare a questo Festival della Costituzione per vari motivi. Perché me lo ha chiesto per primo il professor Giangaspero, che è un noto e stimato collega costituzionalista, appartenente a una scuola notevole, una delle migliori scuole di diritto costituzionale d'Italia, perché mi ha fatto piacere che in un piccolo centro ci sia questa voglia, questo desiderio, questa sensibilità di discutere, di approfondire argomenti che hanno a che fare con la nostra Costituzione. Ora vedo attorno a me un terzo motivo che mi avrebbe indotto ancora di più ad accettare se l'avessi saputo, perché ci sono tanti giovani e io amo stare con i giovani. Per me è stato ho sempre considerato un privilegio quello di fare il docente universitario, perché il contatto con i giovani è vivificante, arricchisce. Ho imparato tante cose e oggi che faccio il professore a contratto perché sono in pensione, ma continuo il mio vecchio vizio di insegnare all'università, continuano a darmi moltissimo. Ho imparato di più dalle domande dei miei studenti che da tante interlocuzioni di esperti, diciamo. Quindi 3 motivi importantissimi per essere qui e quindi vi ringrazio, sono io che ringrazio voi di avermi dato questa possibilità. Il tema che è stato scelto per questa edizione del Festival della Costituzione è fra l'altro un tema che mi stimola moltissimo, è il tema della solidarietà. Solidarietà che non può essere, come avete visto dal titolo della mia stessa chiacchierata, chiamiamola così, non chiamiamola in modo troppo togato lectio magistralis, è una chiacchierata che facciamo, anzi sarei contento se alla fine del mio discorso individuale ci fossero delle domande, delle osservazioni, sarebbe vivificato, sarebbe, come dire, più vivace il nostro incontro. Beh, diciamo, questo tema della solidarietà, come dice il titolo della chiacchierata, è inscindibile da quello dell'eguaglianza. E fra un momento dirò il mio punto di vista perché c'è questa inscindibilità, questo stretto collegamento fra solidarietà ed eguaglianza. Perché? Perché non ci può essere solidarietà se non si ritiene il soggetto verso cui si esercita questa solidarietà uguale a noi. Altrimenti la solidarietà assume quell'aspetto caritativo, quell'aspetto di superiorità benevola che non è la solidarietà così come intesa dalla nostra Costituzione, che la mette in relazione all'eguaglianza. Infatti sono in rapida successione gli articoli della nostra Costituzione che riguardano questi 2 concetti. L'articolo 2 sono stati citati prima, l'articolo 2 e l'articolo 3. L'articolo 2 dove troviamo la solidarietà, poi vedremo come è articolata, e l'articolo 3 che riguarda l'eguaglianza. Quindi ci può essere vera solidarietà se c'è vera eguaglianza, ci può essere vera eguaglianza solo se c'è vera solidarietà. E entrambe queste grandi idee si iscrivono nel più ampio contesto della libertà. Quindi vediamo un ideale triangolo in cui c'è la libertà, c'è l'eguaglianza e c'è la solidarietà. Cosa sta alla base? Cosa unifica queste 3 cose? Qual è il fondamento ultimo delle Costituzioni contemporanee? Dico contemporanee per distinguerle da moderne, intendo per Costituzioni contemporanee quelle che sono venute dopo la Seconda Guerra Mondiale, nella seconda metà del XX secolo, cioè del secolo scorso, dopo l'orrore della guerra, delle dittature, dei massacri. Ed è
l'idea di dignità umana. Quindi libertà e dignità che vanno di pari passo si ottengono attraverso l'eguaglianza e la solidarietà. Noi non possiamo isolare nessuno di questi concetti senza perderne il significato autentico, cioè esiste un intreccio profondo che ci obbliga a vederli in correlazione l'uno con l'altro, così come fa la nostra Costituzione, i nostri padri costituenti. E io continuo a dirlo, hanno scritto una delle migliori Costituzioni del mondo, anche se poi non è stata sempre attuata in modo coerente, perché avevano quest'idea. Ed è straordinario, io farei leggere nelle scuole, è straordinario come all'indomani di una guerra perduta, con l'Italia coperta di macerie materiali e morali, con alle spalle 20 anni di dittatura, degli uomini straordinari si siano riuniti e abbiano dato luogo a un dibattito così elevato e così importante che ancora oggi ci lascia a bocca aperta. Io farei leggere gli atti dell'Assemblea Costituente, o almeno passi importanti degli atti dell'Assemblea Costituente ai ragazzi nelle scuole, perché lì si vede l'origine della nostra attuale civiltà giuridica, della nostra attuale civiltà costituzionale. Erano uomini che pur attraverso il fascismo, la guerra, tutte le traversie spaventose che c'erano state, avevano conservato nelle loro menti e nei loro cuori quegli ideali che qualcuno voleva distruggere per sempre. E la dignità è il principale fra questi. Pensate che l'articolo 1 della Costituzione tedesca del 1949, ed è significativo che sia la Costituzione tedesca del 1949, dopo la tragedia che conosciamo, si apre dicendo: la dignità umana è intangibile. Cioè, rappresenta quello che noi chiamiamo, a me piace chiamare, l'assoluto costituzionale. Perché noi costituzionalisti, si rivolgo soprattutto ai ragazzi, agli studenti, ma a tutti ovviamente, abbiamo il problema di dover sempre bilanciare fra di loro diritti fondamentali, diritto alla salute e il diritto al lavoro, il diritto di sciopero e il diritto a fruire dei servizi essenziali. Cioè, è un continuo bilanciamento. Perché? Perché non c'è mai un diritto fondamentale che sta al vertice della gerarchia, perché se ci fosse diventerebbe esso stesso tiranno. Quindi per evitare che ci sia un diritto tiranno, cioè un diritto che possa, ingrandendosi enormemente, mettere in sofferenza gli altri diritti, togliere consistenza, togliere spessore agli altri diritti, noi dobbiamo continuamente operare dei bilanciamenti. Lo deve fare il legislatore, cioè lo deve fare il Parlamento in primo luogo, ma lo deve fare anche la Corte Costituzionale quando viene chiamata a giudicare. E credetemi, non è facile. Credetemi, non è facile. Faccio un solo esempio, che lo faccio perché mi ha coinvolto personalmente, mi ha creato non poca sofferenza, difficoltà, angoscia anche sul piano personale, che è il caso dell'Ilva di Taranto, dove si fronteggiavano da una parte il diritto al lavoro e dall'altra il diritto alla salute, e quindi entrambi diritti fondamentali che dovevano trovare un punto di equilibrio. Poi dove si trova il punto di equilibrio può essere discutibile, cioè si può dire: ha sbagliato il legislatore a fare quella legge che ha individuato quel punto di equilibrio, ha sbagliato la Corte Costituzionale che ha detto che il punto di equilibrio deve essere quell'altro, però l'equilibrio si deve trovare. Non si può mai stabilire che la tutela della salute, ad esempio, si debba perseguire provocando migliaia di licenziamenti, né si può sostenere che per mantenere i posti di lavoro si possa attentare alla salute della popolazione. Quindi trovare un punto di incontro è estremamente difficile. Questo perché lo dico? Perché pur essendo tutti i diritti fondamentali fra loro bilanciabili e dovendo essere bilanciati, ce n'è uno che non può essere mai bilanciato, ed è la dignità.
Per il semplice fatto che la dignità è la stessa bilancia. Sui piatti della bilancia, su due piatti della bilancia possiamo mettere quello che vogliamo e poi alla fine pesiamo e li mettiamo in equilibrio. Ma la bilancia medesima è la dignità. Perché? Perché la stella polare che deve indirizzare, a cui si deve sempre fare riferimento in questa navigazione difficilissima, è: ma in questo bilanciamento il risultato complessivo è favorevole alla dignità umana? Oppure la dignità umana viene intaccata? Oppure noi costringiamo le persone, per riprendere all'esempio precedente, a perdere la loro salute per mantenere il lavoro, per mantenere le condizioni di vita, o li costringiamo a finire sul lastrico per inseguire un'idea molto rigorosa di ecologia, di salubrità dell'ambiente. Sono cose difficilissime. Ma la stella polare è la dignità. E la nostra Costituzione questo lo riconosce con una espressione che già nel 1948, quando entrò in vigore, ma già durante la discussione in Assemblea Costituente nel 1946 e nel 1947, la nostra Costituzione lo dice già quando parla della stessa eguaglianza formale. Noi sappiamo che lo Stato di diritto moderno è basato sull'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Non ci voleva la Costituzione italiana del 48 per dire che i cittadini sono uguali davanti alla legge. Anche lo Stato ottocentesco diceva, il codice civile, il Code Napoleon, diceva che tutti i cittadini erano uguali davanti alla legge. Era la famosa eguaglianza formale. Siamo tutti soggetti giuridici per il fatto stesso che siamo nati e abbiamo tutti potenzialmente, attenzione, gli stessi diritti e gli stessi doveri. Ma la Costituzione italiana dice qualcosa di più. La Costituzione italiana dice, leggetevi il primo comma dell'articolo 3 della Costituzione: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge. L'eguaglianza, fattore formale, elemento formale, siamo tutti soggetti, potenzialmente siamo tutti titolari di diritti e titolari di doveri, però siamo uguali formalmente in quanto abbiamo pari dignità sociale. Le due cose non coincidono, come vedremo fra un momento. Non è detto che essere uguali davanti alla legge significa avere pari dignità sociale, perché ci possono essere disparità economiche, sociali, culturali, territoriali, che giocano contro la pari dignità sociale, pur rimanendo intatta l'eguaglianza formale. C'è una frase bellissima di uno scrittore francese dell'Ottocento, Anatole France, che dice: la legge, nella sua maestosa equità, proibisce al ricco e al povero di dormire sotto i ponti, mendicare per le strade e rubare il pane. Nessuna frase meglio di questa, e questo è il vantaggio dei letterati e degli artisti, nessuna frase meglio di questa. Interi libri di diritto costituzionale non possono descrivere il divario fra eguaglianza formale ed eguaglianza sostanziale di questa frase di Anatole France. Cioè, apparentemente l'eguaglianza è rispettata, perché anche il ricco che voglia chiedere l'elemosina per la strada viene sanzionato. Quindi nulla da eccepire, però le condizioni reali sono ben diverse dalle condizioni formali. E allora la Costituzione italiana dice: hanno pari dignità e sono uguali davanti alla legge. E quindi preannuncia già nel primo comma dell'articolo 3, io ne consiglio la lettura nelle scuole, nelle strade, nelle fabbriche, dovunque, perché la Costituzione, fra l'altro, signori miei, la Costituzione è bella anche come lingua. Alcuni fra i migliori linguisti e letterati e studiosi di letteratura contribuirono poi a forgiare la lingua della Costituzione. Pancrazzi, Marchesi, grandi latinisti, grandi italianisti che fecero il linguaggio della Costituzione, e suona con una musicalità straordinaria. E allora, questo primo comma preannuncia quello che sarà poi il secondo comma,
l'eguaglianza sostanziale. Il secondo comma è una norma veramente rivoluzionaria. Perché? Perché, scusate se mi esprimo con questo linguaggio un po' metaforico e non troppo togato, chiedo scusa agli esperti, agli studiosi, ai colleghi, ma mi sembra di poter dire che la Costituzione, dopo aver affermato che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, poi strizzi l'occhio dicendo: ma guardate che non è vero. Sì, sono tutti uguali formalmente davanti alla legge, però non lo sono realmente. Anatole France. E nel secondo comma che ci dice l'articolo 3? L'articolo 3 nel secondo comma ci dice: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, impedendo di fatto il pieno sviluppo della persona umana, impediscono la partecipazione di tutti i lavoratori alla organizzazione economica, sociale e politica del Paese. Cioè, in sostanza, ci dice questo secondo comma: guardate che io Costituzione ho proclamato l'eguaglianza formale, perché questa è la grande eredità che viene dallo Stato di diritto, dallo Stato liberale, che ci viene, grazie a Dio, dalla rivoluzione francese. Però guardate che non è poi tanto vero. Quindi c'è una straordinaria proiezione in avanti, cioè la Costituzione imprime una spinta. In un mio scritto una volta, scusate se mi autocito perché non trovo parola migliore, ho detto che questo secondo comma dell'articolo 3 impone uno stress continuo all'ordinamento giuridico, che è continuamente spinto a cambiare. Perché? Perché la perfetta eguaglianza non si raggiungerà mai, aggiungo io, grazie al cielo, perché eguaglianza non significa egualitarismo. Poi vedremo fra un momento che significa eguaglianza e differenza, eguaglianza e tutela delle differenze. Però le condizioni ottimali di eguaglianza e di libertà non si raggiungeranno mai, sono ideali, verso però cui dobbiamo tendere ogni giorno e per ottenere i quali noi abbiamo bisogno di trasformare continuamente la realtà. Quindi la Costituzione italiana, unica ancora oggi fra le Costituzioni democratiche, impone una trasformazione continua della realtà per raggiungere l'eguaglianza e per mantenere ovviamente la libertà. Perché? Perché abbiamo avuto delle tragedie storiche del XX secolo, di situazioni in cui, inseguendo un ideale di eguaglianza, si è soppressa la libertà. E quando si sopprime la libertà, alla fine anche l'eguaglianza perisce. La grande tragedia dell'Unione Sovietica è questa, quella di pensare che si potesse realizzare una perfetta eguaglianza sopprimendo la libertà. Alla fine poi si è visto che si era creato un regime non soltanto oppressivo e poliziesco, ma anche un regime in cui c'era una classe dirigente sfruttatrice, la famosa nomenclatura, che era forse peggio degli sfruttatori diciamo del capitalismo. Perché? Perché se non c'è la libertà l'eguaglianza perisce, ma direi anche che se non c'è l'eguaglianza perisce la libertà. Tutti i regimi che hanno voluto applicare puramente e semplicemente la libertà economica, il liberismo economico, hanno poi dovuto fare ricorso alle truppe per sparare sulle folle affamate. Quindi libertà e eguaglianza devono andare a braccetto, devono andare sempre di passo. E per realizzare questo che cosa bisogna fare? La nostra Costituzione ce lo dice: rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che per esempio impediscono la piena partecipazione dei cittadini. Prendiamo un solo campo, non potendoli fare tutti, all'organizzazione politica. Allora, parliamo dell'organizzazione politica, quindi delle elezioni, del Parlamento, delle istituzioni democratiche, e vediamo che tutti, uguaglianza formale, articolo 48, primo comma della Costituzione, tutti siamo titolari del diritto di voto purché abbiamo raggiunto la maggiore età, anni 18. Bene, possiamo dire che con ciò
ci sia un'eguaglianza sostanziale nella partecipazione di tutti all'organizzazione politica. Da quanti elementi è condizionata la libertà di voto, la libertà di scelta, la libertà di esprimere un orientamento? Ci possono essere condizionamenti ambientali, condizionamenti economici, condizionamenti culturali, perché la peggiore prigionia è la prigionia dell'ignoranza, perché se non c'è l'ignoranza ci può essere anche una repressione autoritaria, ma c'è sempre la ribellione, c'è sempre il tentativo quantomeno di ribellarsi, ma se c'è l'ignoranza questa libertà non si può, quindi vedete come si porta dietro diritto di voto, libertà di voto, diritto all'istruzione, un diritto politico che richiede però un diritto sociale. Avete visto che c'è nel titolo di questa chiacchierata la tutela dei diritti sociali, un diritto politico che richiede la piena realizzazione di un diritto sociale, il diritto all'istruzione, perché nell'espressione del voto tutti i cittadini siano veramente uguali, cioè abbiano l'accesso in condizioni di parità alle fonti di informazione. Se io devo votare e devo scegliere fra questo o quel partito, fra questo o quel candidato, devo avere la possibilità di essere informato. E quindi non soltanto è necessaria la libertà e il pluralismo dell'informazione, quindi come dire l'imbottimento dei crani che viene fatto da un'informazione unilaterale sbagliata, ma devo avere anche io le capacità culturali di discernere tra le informazioni, quelle che sono buone, quelle che non sono buone, avere io un criterio di valutazione delle informazioni che mi vengono fornite. Una volta è stato detto, con una frase che mi piace sempre ripetere, non è mia, che la differenza fra un cittadino di uno Stato autoritario che impedisce la libertà di parola e un cittadino di uno Stato democratico, quindi che consente la libertà di parola ma che non dà la libertà di informazione, è la differenza fra chi non può dire ciò che pensa, il cittadino dello Stato autoritario, dello Stato dittatoriale, e il cittadino che non è libero di pensare ciò che astrattamente sarebbe libero di dire. È la repressione più radicale. Io astrattamente, formalmente ti dico che tu sei libero di dire quello che ti pare, ma poi realizzo un tale condizionamento di ordine culturale, informativo, di tutti i generi, e purtroppo anche in alcune zone del paese di carattere diverso. Pensate alla criminalità organizzata, che cosa ha determinato, pensate alle pressioni economiche che possono essere fatte su soggetti deboli, eccetera. Tu non hai libertà di pensare ciò che teoricamente sei libero di dire. Allora anche qui vedete che libertà ed eguaglianza, diritti sociali e diritti civili vanno di pari passo. Si tratta di diritti inviolabili dell'uomo. Che significa diritti inviolabili? Qualche bello spirito di giurista ha detto diritto inviolabile è, come dire, una contraddizione, è un pleonasma, perché un diritto violabile non è un diritto, qualunque diritto è inviolabile, no? Ricordatevi sempre, mi rivolgo sempre ai giovani in particolare, ricordatevi sempre che l'espressione diritti inviolabili che viene utilizzata nella Costituzione, che viene utilizzata in dichiarazione internazionale, che viene utilizzata dalla Corte, dalle varie corti di tutela dei diritti a livello sovranazionale e internazionale, diritti inviolabili significa che neanche con una legge costituzionale si possono mettere nel nulla, si possono cancellare. Io facevo sempre un esempio ai miei studenti dicendo: immaginatevi che il Parlamento al 95%, col 95% dei voti, approva una legge in cui dice che tutti gli uomini biondi non hanno il diritto di voto. Usavo 40 anni fa volutamente l'espressione uomini biondi perché se avessi usato gli uomini di pelle nera può darsi che qualcuno l'avrebbe detto. Quindi dicendo uomini biondi stavamo proprio fuori
da ogni possibile equivoco. Allora, facciamo l'ipotesi che ci sia una legge votata dal 95% dei parlamentari che dice tutti gli uomini biondi non hanno il diritto di voto. Secondo voi è che questa legge venga sottoposta a un referendum e che la stragrande maggioranza dei cittadini vanno là a dire sì, è vero, tutti gli uomini biondi, perché i biondi sono di meno e quindi i biondi lo perdono il referendum, poi i bruni sono di più. Allora tutto il popolo nella sua stragrande maggioranza approva questa legge. Secondo voi la Corte Costituzionale di fronte a questa legge che deve fare? Cosa dovrebbe fare? Diciamo meglio, speriamo che non ci sia mai, ovviamente. Cosa dovrebbe fare? Dovrebbe dire, siccome il Parlamento l'ha approvata, siccome il popolo l'ha approvata, noi ci alziamo in piedi e diciamo va bene. No. Se vuol fare il suo mestiere, la Corte Costituzionale deve dire questo è un diritto, il diritto all'eguaglianza, il diritto di voto, il divieto di discriminazione è inviolabile, cioè non lo può violare nessuno, il Padre Eterno per chi è credente, e basta, e basta. Mentre invece girano idee ancora oggi abbastanza frequenti, io ne sento diverse volte rabbrividendo, della cosiddetta onnipotenza della politica, non della politica dei politici, dei dirigenti politici, ma della politica anche come maggioranza degli uomini. E abbiamo dimenticato che proprio i padri fondatori americani, quando fecero la prima grande Costituzione democratica del mondo, la prima cosa di cui ebbero paura era la tirannia della maggioranza. Jefferson disse: a che sarebbe valso fare la rivoluzione contro il tiranno inglese da cui ci siamo liberati, se al tiranno inglese che uno si sostituissero 375 tiranni che erano la maggioranza parlamentare. La tirannia della maggioranza è la tirannia peggiore. Perché? Perché ci sono diritti inviolabili che sono delle minoranze e dei singoli. Delle minoranze e dei singoli. La libertà di religione esiste anche se di quella religione c'è una sola persona in tutto il paese. Quindi non può essere. Recentemente un importante costituzionalista italiano, Gustavo Zagrebelsky, ha detto: i principi e i diritti non si mettono ai voti, non si possono mettere ai voti. Quindi inviolabilità dei diritti. Ma quali diritti? E qua entriamo più vicino al tema della solidarietà. I diritti civili e politici ne abbiamo accennato e abbiamo visto che anche i diritti politici più classici, più tradizionali, il diritto di voto per esempio, ma potremmo citare il diritto di difesa in giudizio, ne potremmo citare come diritto civile, ne potremmo citare tanti, hanno bisogno dei diritti sociali, perché altrimenti, come dice il secondo comma dell'articolo 3, tutto sarebbe una finta, cioè tutto sarebbe un'etichetta, siamo tutti uguali, però ognuno si fa gli affari suoi. Non è così. Viene introdotto nell'articolo 2 della Costituzione, oltre la tutela dei diritti inviolabili, che è quella che ho detto un momento fa, anche l'imposizione dei doveri inderogabili, dice l'articolo 2, inderogabili di solidarietà economica, sociale e politica. Che cos'è la solidarietà? Che ci serve a vedere una delle strade con cui si persegue l'eguaglianza. La dittatura stalinista pensò che l'eguaglianza si potesse raggiungere andando dall'alto verso il basso, con la polizia, con l'esercito, anche con la violenza. L'idea di solidarietà collegata a eguaglianza che emerge dalla nostra Costituzione è esattamente l'opposto. È una strada, un cammino verso l'eguaglianza che avviene, diciamo, orizzontalmente, non dall'alto verso il basso. Non c'è un'autorità che ci impone di essere uguali. Non c'è la polizia che ci viene a bussare alle 4 del mattino
per dire che siamo nemici del popolo e portarci in qualche lager. No, c'è una consapevolezza che insieme giuridica e morale, ma soprattutto morale, che porta a quello che Jürgen Habermas, uno dei più importanti filosofi contemporanei, chiama l'inclusione nell'altro. Io riconosco nell'altro un soggetto che è uguale a me, in cui mi rispecchio, e quindi il dovere di solidarietà nasce dal fatto che io lo includo in me stesso, è come se fossi io. E questo al di là dell'essere io credente o non credente, al di là del messaggio evangelico che ci dice tratti al prossimo tuo come te stesso, perché al di là di questo messaggio evangelico c'è il più grande filosofo fondatore del liberalismo moderno, Immanuel Kant, che ci dice segui sempre il dettame fondamentale di considerare l'altro come fine e mai come mezzo. Allora queste cose poi ci portano a dire: ma tutto questo è sufficiente a fermarlo in una legge o dobbiamo fare di più? Per non incorrere nell'ironia di Anatole France. E dobbiamo fare di più, e questa è la solidarietà. La solidarietà è la deroga che poi diventa regola a sua volta del principio dello scambio tra equivalenti. Mi spiego, non per spaventare dico ai ragazzi ovviamente, che significa che se io scambio una mia merce in cambio di un giusto prezzo, io non sono generoso, sono solo onesto. Io vendo scarpe e le vendo al giusto prezzo, non sono un ladro che vende scarpe di cartone, diciamo, oppure che pretende prezzi esosi, eccetera. Non è un atto di solidarietà lo scambio tra una merce e un giusto prezzo, è solo il normale funzionamento di una società basata sulla libertà economica, sul commercio, appunto sullo scambio. La solidarietà va oltre. Se vogliamo usare un linguaggio di origine religiosa, possiamo dire che la solidarietà è un dono. Se vogliamo usare un linguaggio che può unificare chi è credente, chi è religioso e chi non lo è, diciamo che la solidarietà è la consapevolezza della nostra cittadinanza morale. La solidarietà economica, parliamo di questo primo elemento. La solidarietà economica si esprime, ahimè, in un dovere che non piace a nessuno, che è quello di pagare le tasse, le imposte. Non piace a nessuno. C'è stato un ministro tempo fa che ha detto: le imposte sono bellissime. Io, per carità, ora è morto, quindi non voglio polemizzare con lui, ma ha detto una solenne sciocchezza, pace all'anima sua, perché le imposte non sono bellissime. Nessuno va a pagare le imposte ridendo e ballando, almeno non ne ho visti io molti nella mia vita. Ma da qui a evaderle significa tentare di sottrarsi al dovere di solidarietà. Perché? L'articolo 53 della nostra Costituzione dice che il sistema tributario italiano si impronta ad un criterio di progressività, non di proporzionalità. Cioè, se io guadagno 100 pago 10, quindi sto facendo un esempio facile dal punto di vista numerico, ma se guadagno 200 non pago 10, pago 12, pago 13. Perché? Perché la progressività implica l'inserimento del principio di solidarietà in quel sistema, perché la proporzionalità pura è invece lo scambio tra equivalenti. Quindi il nostro sistema tributario è un sistema progressivo. Qualcuno mi può e in questo è contenuta la solidarietà. Perché? Perché chi ha un reddito un po' più alto, onestamente più alto, perché io non sono fra quelli che dicono che dobbiamo tutti andare scalzi, non mi piace questa demagogia che per ora
che per ora diciamo a parole trionfa di quelli che dicono sempre con le nostre tasse, e poi se andiamo a vedere quelli che dicono con le nostre tasse sono quelli che non le pagano, nella maggior parte sono quelli che le tasse non le pagano. Non è questo, ma diciamo chi guadagna di più, chi ha un reddito più alto, ha un dovere fiscale più alto, anche se riceve in cambio dallo Stato meno di quello che dà. Non sarebbe accettabile che un miliardario dicesse: io non pago tutte queste tasse perché io non ho bisogno degli ospedali pubblici, non ho bisogno della scuola pubblica, io mi faccio curare da lussuose cliniche private in America, mando i miei figli dove mi pare, nelle migliori scuole, nei migliori college, eccetera. Quindi perché devo dare questi soldi allo Stato? Che poi con questi soldi, a parte quelli che vengono rubati, ma dico, facendo l'ipotesi che nessuno rubi, che viviamo in uno Stato in cui tutti gli amministratori sono onesti, eccetera, eccetera, e dice, ma poi aprono le scuole e là ci vanno persone che non sono i miei figli. Quindi io ricevo dallo Stato molto meno di quello che do. Ecco, bravo, questa è la solidarietà. Questa è la solidarietà. Avere la consapevolezza di questo e non ritenersi moralmente giustificati per il fatto che si riceve meno di quello che si dà per evadere le tasse. Certo, se non ci fosse l'evasione, lo sappiamo, questa è una cosa che si ripete sempre, oggi il carico fiscale sugli unici che pagano le tasse sarebbe di meno. Anzi, faccio una brevissima digressione, però che riguarda il nostro argomento. Si è molto discusso sul peso del cosiddetto welfare state, con il suo apparato burocratico, con tutte le storture che ne sono derivate, il costo eccessivo che fa aumentare la pressione fiscale. In passato si parlò di crisi fiscale dello Stato, dei paesi di benessere, comunque. Però diciamo, questo apparato di solidarietà che suscita tante proteste, che è costoso, lo Stato sociale, attraverso prestazioni sanitarie gratuite o pagate poco, attraverso scuole pubbliche e altri esempi si possono fare, chi lo paga? Chi lo paga? Se andiamo a vedere i dati finanziari del bilancio dello Stato oppure dell'Agenzia delle Entrate, ancora meglio, noi vediamo che la maggior parte delle imposte in Italia le pagano i cittadini che hanno un reddito fisso, lavoratori sia del pubblico che del privato, che pagano fino all'ultimo centesimo, perché non possono scappare, magari vorrebbero non pagarli, ma non possono scappare perché hanno la ritenuta alla fonte. E allora possiamo dire che questo sistema di welfare in gran parte è autofinanziato da coloro i quali sono poi i destinatari delle prestazioni. E quindi è un elemento sul quale riflettere a lungo per vedere come funziona la solidarietà in un paese come l'Italia, dove l'eliminazione o quantomeno la significativa riduzione dell'evasione fiscale porterebbe primo a una diminuzione della pressione fiscale per tutti, ma in secondo luogo farebbe sì che tutti esercitiamo la solidarietà, perché in questo momento diciamo i lavoratori subordinati e gli imprenditori, cioè i produttori di ricchezza, che la ricchezza chi la produce? La producono i lavoratori e gli imprenditori. Poi ci sono quelli che campano su varie cose, ma la ricchezza, tutti i beni, i servizi di cui noi ci avvaliamo sono frutto dell'impresa e quindi del lavoro dell'imprenditore, del lavoratore, e quelli pagano fino all'ultimo centesimo. Poi ci sono quelli che non pagano, però i servizi li vogliono lo stesso e li vogliono buoni e protestano se non ce l'hanno. Allora uscire da questo circolo vizioso significa attuare veramente quella solidarietà economica e sociale di cui parla l'articolo 2 della Costituzione. Ecco perché i servizi
hanno un carattere, devono avere un carattere di universalità, perché i servizi sociali, l'attuazione dei diritti sociali sono un modo per affermare in concreto e non soltanto nelle prediche la dignità dell'uomo. La Corte Costituzionale in una sua sentenza ha detto che una serie, non in una sola sentenza, più sentenze, ha detto che vi sono dei diritti che spettano alla persona umana in quanto persona umana e non in quanto titolare di uno status, che può essere anche lo status di cittadinanza. Qui nel testo che io poi darò agli organizzatori di questa meritoria iniziativa, cito una decisione della Corte, fu una delle prime decisioni che mi trovai a condividere, di una legge regionale, non dico quale regione, che subordinava la concessione del trasporto gratuito a un disabile al 90%, disabilità al 90%, la concedeva soltanto agli stranieri che avessero la carta di soggiorno. La carta di soggiorno una volta si otteneva soltanto se si aveva un reddito e si era in Italia da almeno 5 anni. Il che significa che se c'era un disabile al 90% che dalla sua abitazione doveva andare nel luogo dove riceveva le prestazioni sanitarie o riabilitative, si doveva pagare che cos'è? Taxi, perché essendo un disabile grave certamente non poteva prendere l'autobus o il tram. E la Corte Costituzionale ha detto che questa legge era incostituzionale perché questo era un diritto fondamentale e inviolabile che spettava a una persona in quanto persona umana. In quanto persona umana. E se costa, pazienza. E se costa, pazienza. E qui veniamo a un altro punto. I diritti che costano. Innanzitutto tutti i diritti costano. L'idea che ci siano diritti che non costano, certo, il diritto di abbaiare alla luna magari non costa, ma i diritti costano. Pensate per esempio al diritto di difesa, articolo 24 della Costituzione. Tutti i cittadini hanno diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi e la difesa è garantita in ogni grado del giudizio. Anche qui, questo è un classico, anzi direi classicissimo diritto civile, cioè il diritto di difesa in giudizio. In qualunque paese che abbia un minimo di civiltà, se viene tradotto in giudizio l'imputato, il giudice la prima cosa che dice: ce l'ha l'avvocato? Non ce l'ha, nominiamo un avvocato d'ufficio perché non può comparire davanti a me se non è assistito un avvocato. Ma c'è chi l'avvocato non se lo può permettere. E allora o noi istituiamo una legione di avvocati che campano d'aria e quindi fanno questo mestiere gratis o perché hanno una rendita familiare, oppure lo Stato, si chiama patrocinio a spese dello Stato, lo Stato pagherà a chi non se lo può permettere l'onorario di quell'avvocato, perché non si può tollerare che una persona vada in galera perché non ha avuto la possibilità di difendersi, oppure che abbia un esito processuale peggiore di quello che meriterebbe perché non ha avuto la possibilità. Quindi, come vedete, uno dei più classici diritti civili, proprio che ci viene dall'800, che ci viene addirittura dall'habeas corpus, quindi che ci cala dal Medioevo, si congiunge col dovere di solidarietà. Nelle tasse che io pago, che voi pagate, c'è anche qualche centesimo che andrà nelle tasche dell'avvocato che difenderà un non abbiente davanti al giudice. E questa è solidarietà, perché io parto dall'idea che spero di non trovarmi mai davanti a un giudice penale e spero che anche voi abbiate questa giusta e comprensibile. Quindi è solidarietà pura. Non verrò mai io, contraccambiato in questa dazione che faccio, questo dono magari un po' obbligato, ma insomma sempre
sempre dono. Poi vediamo il dono spontaneo, che fa parte anche della solidarietà. E quindi è evidente che i diritti sono sempre diritti che costano. E qui veniamo a un elemento molto spinoso, sul quale non entro, diciamo, nel merito di alcune questioni specifiche, per evitare che le mie possano essere considerazioni, come dire, di chi è uscito fuori da un organismo e poi parla a costo zero. Ecco. Voi avete saputo che recentemente c'è stata una sentenza della Corte che ha riguardato la cosiddetta Robin Tax, in cui la Corte ha detto il diritto c'è, ma deve essere bilanciato con le risorse di bilancio, articolo 81 della Costituzione. Un'altra sentenza di poco successiva, entrambe io non c'ero e quindi parlo in modo spassionato. Una sentenza invece che ha dichiarato illegittimo il blocco delle indicizzazioni delle pensioni e ha provocato tutte le polemiche che sapete, una legge successiva che ha detto non diamo tutti i rimborsi ai pensionati, insomma le cose che voi avete visto sui giornali, alla televisione e in altre fonti di informazione. Io non entro nel merito dell'una o dell'altra decisione, però dico che c'era fra l'una e l'altra decisione una differenza fondamentale e che può darsi. Non ho fatto interviste ai giudici costituzionali, ma essendoci vissuto 9 anni dentro, immagino. Nel primo caso, la Robin Tax, che era una tassa che pesava principalmente sui petrolieri, si parlava, diciamo, di persone che non è che stavano alla canna del gas, come si suol dire, ecco. Avevano, come dire, la tavola apparecchiata, potevano consentire di comprare il latte per i loro figli. Non possiamo dire che i petrolieri siano ridotti in condizioni miserabili. E quindi lì la Corte, con uno sguardo all'eguaglianza sostanziale, ha detto ferma, rimborsi no. La tassa è incostituzionale perché in effetti era fatta con i piedi quella legge. Io l'avevo già studiata perché la questione era stata sollevata quando io ancora ero presidente. Quindi la legge era fatta malissimo. Però dice, se noi che facciamo? Sottraiamo soldi al bilancio dello Stato per rimborsare i petrolieri. C'è stata questa l'articolo 81 della Costituzione. Bilancio, l'equilibrio del bilancio. Nell'altro caso non si parlava di petrolieri. Nell'altro caso si parlava di pensionati. E di pensionati che si erano visti bloccare l'indicizzazione delle pensioni quando avessero una pensione di 3 volte superiore al minimo, vale a dire, ragionando in termini netti e non lordi, perché mi è capitato di dire recentemente che con i soldi che si cedono all'Agenzia delle Entrate non si va a fare la spesa. Quindi quando in Italia ormai c'è questa abitudine su tutti i giornali che vedete che si considerano i guadagni lordi, no, io voglio andare a vedere quanto di netto entra nelle tasche di un lavoratore o quanto entra nelle tasche di un pensionato, perché se io dico questo lo prende all'ordo, io implicitamente dico che quello va a fare la spesa anche con i soldi che gli vengono trattenuti dall'Agenzia delle Entrate al netto. Allora il triplo, diciamo, della pensione minima al netto era 1.200 euro di pensione al mese. 1.200. E questo, da questa cifra si è partiti con il blocco. E allora io mi sento di dire di fronte a chiunque, in qualsiasi sede, in qualsiasi contraddittorio, che definire d'oro una pensione di 1.200 euro al mese grida vendetta davanti a Dio. E quindi cosa doveva fare la Corte Costituzionale? Principio di solidarietà. Andava bene e l'avrebbe accettato come la Corte se ci fosse stato un blocco di indicizzazione per le pensioni davvero molto alte, quelle davvero d'oro. Ma
ma certamente una pensione di 1200, di 1300, di 1400 euro al mese, definirla loro appunto grida vendetta. C'era una vecchia canzoncina, come dire, della antica sinistra italiana, no? Che diceva: se 8 ore vi sembrano poche, andate voi a lavorare. Quando c'era la battaglia per le 8 ore, e c'era chi si opponeva, che diceva: ma guarda, questi fanno nulloni, vogliono lavorare solo 8 ore al giorno. E allora c'era questa canzone, io ricordo ero un ragazzino: se 8 ore vi sembrano poche, andate voi a lavorare. Allora, se 1200 euro vi sembrano molte, andate voi a vivere, a fare la spesa, a vestirvi, a pagare le bollette, e chi non è proprietario di casa a pagare il fitto, e chi è proprietario a pagare l'IMU. Andate voi. E la Corte ha dichiarato incostituzionale tutto, perché? Perché il legislatore, qui ho un illustre collega presente, aveva, diciamo, accorpato situazioni differenti. La Corte non poteva stabilire essa stessa una cifra, una soglia, dicendo no, il triplo non va bene, facciamo il quintuplo, facciamo il 7 volte, facciamo 8 volte. Non è una... Allora sì, si sarebbe sostituita al legislatore, al Parlamento. Dice: così non va bene, vedete come potete fare, con gradualità e con attenzione all'equilibrio del bilancio dello Stato, per non incorrere poi in quelle sanzioni europee che portano a disastri ancora maggiori. Anche lì, voglio dire, ci sarebbe un discorso lungo da fare, ma non è l'argomento nostro, se non per dire che questo principio di solidarietà su cui noi oggi discutiamo purtroppo a livello europeo non è molto sentito. Io, per carità, non entro nel... e mi avvio alla conclusione perché mi rendo conto che ho parlato troppo. Non entro nel merito delle colpe che ha avuto la Grecia in questi ultimi tempi, se la politica economica dei governi greci è stata una politica economica giusta, non è stata una politica giusta. Certo, ogni volta che i governanti greci tentano di sostenere le posizioni del loro paese, si sentono dire che in Grecia avevano fatto una legge sul vitalizio alle zitelle, cioè nello stato sociale avevano pure messo nel fatto che le donne, poi anche qua una discriminazione sessista tremenda, le donne che non avessero trovato marito avevano diritto a un vitalizio, dovevano essere indennizzate del fatto che non avevano trovato un marito. Allora, una discriminazione sulla base del sesso intanto che è assolutamente inaccettabile, però se l'avessero fatta tutti, anche diciamo a tutto campo, avrebbero dovuto fare un vitalizio per gli uomini che non avessero trovato una moglie, il che in effetti poteva essere eccessivo. Allora, queste cose magari che hanno fatto in Grecia sono state eccessive, sbagliate, hanno pure tentato di truccare i conti, a quanto pare, va bene, d'accordo, però quando io vedo un popolo ridotto alla fame, migliaia e migliaia di impiegati pubblici licenziati dalla sera alla mattina, le pensioni decurtate, gli ospedali che non hanno, mi ha detto un amico che è andato recentemente in Grecia, gli ospedali che non hanno l'alcol, che non hanno il cotone, che non hanno gli strumenti essenziali per poter curare gli ammalati. Ecco, allora questa è la solidarietà dell'Europa nei confronti di queste persone, dell'Europa più ricca, dell'Europa nordica. O si creano le condizioni perché si rompa la coesione, perché poi la solidarietà significa anche coesione sociale, e senza la coesione sociale prima o poi scendiamo in piazza l'un contro l'altro armati. E io, pur di comprare il 20° telefonino per mio figlio, negherò al pensionato di comprarsi il pane, perché questo poi è la realtà. Questa è poi la realtà, e la solidarietà è questo. E volevo arrivare a questa definizione: è la prestazione senza scambio, il dare senza ricevere nulla in cambio, senza aspettarsi nulla in cambio, perché la dignità è non bilanciabile. La dignità significa che l'essere umano ha diritto al rispetto e ha diritto a non dipendere da nessuno, perché è essere umano.
perché è persona. E aggiungo, visto che qui vedo che verrà il professor Pugiotto, che io tanto stimo, con il quale abbiamo condotto anche insieme battaglie per i diritti dei detenuti, la dignità umana non si acquista per meriti e non si perde per demeriti. La dignità non è di chi se la merita, ma anche di chi non se la meriterebbe, e non si perde appunto per demeriti. La dignità appartiene all'uomo. Se noi abbiamo questa idea personalista che sta alla base della Costituzione, umanista, e per chi ha questo credo, cristiana. Questa è la dignità, ma si può anche avere questa idea etica dell'inclusione anche senza essere cristiani. Un filosofo morale contemporaneo, notoriamente schierato su posizioni laiche, ha scritto un libro con un titolo un po' scioccante, che può urtare, diciamo, Un'etica senza Dio. Nel senso che noi dobbiamo sentire il dovere della solidarietà verso gli altri, non perché poi pensiamo di essere compensati perché ce ne andiamo in paradiso, perché anche lì diventa uno scambio. Anzi uno scambio non equivalente, perché io se faccio un'elemosina di 10 euro poi mi conquisto per l'eternità il regno dei cieli, e per Bacco un affarone, è una cosa del genere. Ecco, quindi la solidarietà deve essere assolutamente disinteressata, ed è difficile. Guarda, avete scelto uno degli argomenti più difficili, se ci vogliamo andare a fondo, se poi vogliamo fare, come dire, discorsi vagamente buonisti, li possiamo fare, ma è difficilissimo, perché significa dare senza ricevere niente in cambio e senza aspettarsi ricompense, né in questo né nell'altro mondo, perché io sono laico, ma sono sicuro che un vero cristiano, ho tanti amici che sono credenti, ferventi cristiani e cattolici, mi vergognerei di presentarmi davanti a San Pietro e dire: sì, ho fatto l'egoista tutta la vita, però ho dato 2 euro al mendicante nella strada. Cioè la dignità è ferita dalla concezione caritativa della solidarietà. Giustamente Stefano Rodotà, e chiudo con queste osservazioni, Stefano recentemente, parlando dei diritti e della solidarietà, ha scritto un bel libro recentemente, dice: dobbiamo staccare questa idea di solidarietà dall'idea caritativa. Ma dice la caritas, attenzione, caritas in latino, in buon latino, caritas significa amore, è l'amore verso gli altri, non è l'idea della superiorità. Ti lascio cadere dal balcone qualche moneta. Caritas è amore. In questo modo si traduce la parola caritas. Poi è stata distorta in carità, e carità intendiamo spesso, ahimè, questa idea di superiorità, di concessione di qualcosa all'altro, mentre se io considero l'altro uguale a me stesso, io non gli concedo niente, perché tutto quello che gli do lo sto dando a me stesso. Poi è chiaro che ciascuno di noi, con le debolezze umane che abbiamo, perché non siamo santi, nessuno di noi può attuare questo imperativo in modo maggiore o minore. Quelli che lo attuano di più, e chiudo con questo, ed è qualcosa che io vedo con grande favore, ma da costituzionalista, tanto come persona, che conterebbe poco, è il diffondersi delle attività di volontariato. Beh, io penso per esempio che un'iniziativa come questa è una forma di volontariato. Ho saputo come si organizza questo festival, ci sono delle persone che ci danno sotto, che lavorano e che non credo che ci guadagnino niente, che hanno soltanto l'obiettivo di diffondere la cultura costituzionale. Ma il volontariato, voi sapete, che può essere applicato al campo sanitario, all'istruzione, ai servizi, ai trasporti, ed è un'alternativa allo Stato sociale non burocratico. Cioè i servizi di volontariato, che possono anche degenerare, ma per carità, ci sono pure quelli che rubano dalle cassette delle elemosine, questo non significa niente, quelli che si portano via i candelabri dalle chiese, questo non significa niente.
Il volontariato è qualcosa che integra lo Stato sociale, anzi che aiuta lo Stato sociale a costare di meno. Se poi invece degenera in modo che lo Stato sociale a questo punto costa di più, perché costano di più i volontari dei professionisti, non ne parliamo più, ma l'idea del volontariato è questa, il cosiddetto welfare mix, è un misto di pubblico e privato. Non tutto può essere lasciato al volontariato, perché se facciamo un'ipotesi e prendiamo due comuni, in uno in cui c'è abbondanza di volontari, io ho visto un'iniziativa recentemente a Milano, non lo so poi come è andata avanti, ma l'iniziativa in sé era molto bella, si chiamava Cuochi a domicilio. Erano persone che volontariamente, ovviamente senza nessun profitto, andavano a cucinare a casa di anziani non autosufficienti e quindi incapaci di poter cucinare. Cuochi a domicilio. E l'ho vista come una cosa bellissima e si dovrebbe sviluppare di più. Certo, se poi i cuochi a domicilio costano al bilancio dello Stato e degli enti pubblici più del ristorante di lusso, allora le cose non vanno bene. Faccio un esempio che viene dalla mia città, Messina. Io una volta mi occupai di dare un aiuto a una nuova amministrazione comunale, parlo di 40 anni fa, e ho scoperto che c'era una casa per anziani, di assistenza per anziani, anche disabili, eccetera, e però erano perennemente in deficit, avevano sempre bisogno di soldi, sempre bisogno di soldi. Allora, il sindaco mi disse: vai a vedere un po' di che si tratta, come mai questo non ce la fanno, sono sempre nei guai. Vado a vedere nei bilanci, non è che ci volesse molto, ecco, quando c'è un buon controllo le cose, poi vedo che secondo i resoconti, i rendiconti di questi che amministravano quella istituzione, ogni anziano ospite di quella casa mangiava 2 kg di formaggio parmigiano al giorno, cioè, il che innanzitutto gli faceva male alla salute. Allora quindi vedete che si può introdurre anche nel migliore dei concetti, anche nell'idea più nobile, si possono introdurre cose che non vanno, però l'idea è quella. Perché? Perché uno Stato sociale burocratico, strutturato, pesante, finisce per entrare in crisi. Ma quello che conta, e vorrei proprio con questo auspicio chiudere questa mia chiacchierata, quello che conta è che abbiamo questa consapevolezza che la nostra cittadinanza, il nostro essere cittadini ci dà diritti e ci dà doveri, e senza la consapevolezza dei doveri i diritti non sono diritti, ma restano pretese. La pretesa diventa diritto, che ha, come dire, una sua consistenza in un sistema costituzionale democratico come il nostro, se è strettamente collegata al dovere. Allora sì che abbiamo la vera eguaglianza. Grazie per la vostra pazienza. Grazie, ringraziamo il professore che ci dà adesso, insomma, lasciamo prendere questo meritato applauso. Il professor Silvestri dà la possibilità a chi volesse fare alcune domande di rispondere, quindi adesso passo a chi, ecco. Io le chiedo scusa perché... Sta portando il microfono, io non è che sono duro d'orecchi, ma proprio c'è il microfono in mezzo. Io le vorrei chiedere brevemente perché la Corte Costituzionale non si è mai pronunciata sullo status di ineguaglianza fra le forze di polizia. Questa è una bella domanda.
diverse volte rispondo uno per uno perché non ho come, oppure me le appunto e poi rispondo alla fine. Che facciamo? Chiedo al nostro conduttore. Io chiedo al professor Palombo. Una Una dietro l'altra. rispondo una per una? Allora rispondo una per una. E questo problema si è posto a volte nella Corte Costituzionale. Il punto è questo: come al solito, quando ci sono trattamenti uguali per situazioni diseguali, o al contrario, quando ci sono trattamenti diseguali per situazioni uguali, ci sono due problemi da risolvere. Il primo, l'eguagliamento avviene verso l'alto o verso il basso. Cioè, se io ritengo che Tizio abbia avuto un'indennità ingiustamente negata a Caio, che faccio? Gliela do pure a Caio e allora lì c'è l'obbligo di copertura, cioè devo andare a vedere nel bilancio dello Stato dove prendere i soldi. Avete visto la storia dei pensionati, che cosa è successo? Stavo per dire una parolaccia, insomma l'avete capito subito che caos è successo dopo quella sentenza della Corte Costituzionale. Allora, tutte le volte che c'è, guardate che il problema che è stato sollevato dal signore un momento fa avviene per tantissime categorie, avviene tra le forze di polizia, polizia di Stato, guardia di finanza, carabinieri, corpo forestale, perché poi in Italia abbiamo 4 polizie, forse uno dei pochi paesi che ha tante forze di polizia, ma avviene fra tantissime altre categorie e la Corte si trova sempre in queste condizioni. Se l'eguagliamento avviene verso l'alto bisogna andare a trovare le risorse. Peraltro con l'ulteriore effetto negativo che se la Corte facesse questo, facesse il contrario, cioè facesse l'eguagliamento verso il basso, cioè direbbe, visto che la stessa indennità non è stata data a Caio, è stata data a Tizio, la togliamo a Tizio e così stanno uguali entrambi. Si aprirebbe la corsa alla demagogia più sfrenata, come avveniva una volta quando c'erano gli organi di controllo degli enti locali. Cioè arrivava un sindaco o un amministratore locale e faceva delle delibere demagogiche dicendo io vengo incontro alle esigenze dei cittadini, allora l'organo di controllo lo annullava. Allora il sindaco si rivolgeva ai cittadini e diceva, vedete, io sono tanto buono e l'avevo fatta questa cosa, poi sono venuti quelli cattivi e l'hanno annullata. La Corte avrebbe fatto la stessa cosa, perché sostanzialmente si sarebbe scatenata una demagogia a costo zero: diamo tutto quello che vogliamo, tanto poi vengono i cattivi della Corte e la tolgono. La differenza che c'è tra alcune forze di polizia viene giustificata dai governanti sulla base delle differenti funzioni, delle differenti attività. Io non sono d'accordo, personalmente non sono d'accordo, solo che come fa la Corte a parificarle senza sostituirsi al legislatore? Questo è il problema. Io sono d'accordo che se c'è un poliziotto che svolge un servizio e un carabiniere che svolge lo stesso servizio dovrebbero avere la stessa retribuzione. Questo dovrebbe essere affrontato in primo luogo in sede politica per essere risolto. Però io non escludo, ecco, voglio aprire, perché tante volte ne abbiamo parlato e con grande difficoltà, non escludo che domani si possa arrivare a una pronuncia che poi fa scoppiare il caso, ad una pronuncia che, diciamo, estende un trattamento più favorevole, perché nessuno pensa di togliere a quelli che hanno, dare a quelli che ingiustamente non hanno avuto, guardandosi dalla rincorsa guardandosi poi dal nascere delle rincorse. Sono problemi molto difficili, ma anche qui non bisogna pensare che la Corte Costituzionale possa fare tutto da sola, perché altrimenti si potrebbe chiudere il Parlamento, il governo e tutto il resto. Si possono togliere delle storture, ma entro certi limiti. Professore, però, Prego. mi permette una cosa. Prego. Io mi riferivo principalmente a quella dignità su cui lei si è soffermato.
sui diritti inviolabili dell'uomo, sulla possibilità di esprimere le proprie opinioni. Ah, lei parlava di soldi? No, io non parlavo di questo, per l'amor di Dio. No, perché c'è pure questo problema. Sì, c'è un problema, ma secondo me è un problema molto secondario e non primario come può essere quella della dignità dell'uomo e dei diritti inviolabili dell'uomo, perché è una questione, secondo me, che si riflette su tutta la società. Se noi andiamo a vedere qual è la consistenza delle forze di polizia e delle loro famiglie, noi ci troviamo di fronte a un numero veramente consistente che incide e influenza anche la politica. Quindi, no, mi faccia capire, lei lamenta che sia compressa la libertà di pensiero e di manifestazione? Sì, certo, ora capisco, vabbè. Quello che ho detto prima va bene lo stesso. Ecco. Guardi, va bene lo stesso, ma fino a un certo punto, perché l'importante, secondo me, io mi riferivo a una questione principe, che è la dignità dell'uomo, di cui lei ha parlato, e della possibilità di esprimere le proprie opinioni e di affermare la propria personalità. Benissimo. Guarda, le cito subito un articolo della Costituzione. Questo problema non è mai venuto alla Corte, quindi se verrà la Corte lo affronterà, come lei sa. Io forse mi sbaglio, però è venuto in un momento, quando c'era il presidente Scalfaro, è vero, che secondo mi pare la Corte si è pronunciata in maniera negativa. Probabilmente lì c'è entrato il fatto che innanzitutto una delle forze di polizia ha un ordinamento militare, come le sa? No, sono due che hanno ordinamento militare. È la legge dell'81 per la Polizia di Stato. E appunto. Ora una struttura militare, sì, abbia pazienza però, una struttura militare che abbia una sua gerarchia, eccetera, eccetera, consente una limitazione della libertà di manifestazione del pensiero che è strettamente nei limiti, strettamente indispensabili perché la struttura militare possa continuare a esistere, perché se c'è un superiore, un ufficiale che mi dà un ordine e gli dico vai al diavolo, questo non è una cosa che si può. La libertà di manifestazione del pensiero è diversa e come lei sa oggi ci sono sindacati di polizia, oggi ci sono tanti modi non soltanto per manifestare il pensiero da parte dei cosiddetti cittadini in divisa, ma anche di organizzarsi per fare presente le loro rivendicazioni e per esprimere i loro punti di vista. A me non risulta che fuori, abbia pazienza, che fuori dal servizio si impedisca agli appartenenti alle forze di polizia di esprimere la loro opinione. In servizio no. In servizio no, come non è consentito neanche agli impiegati civili di poter, mentre stanno svolgendo la loro funzione, fare propaganda politica, perché sono limitazioni funzionali e la dignità lì in quel caso non ha molto a che vedere con queste limitazioni. Se io sono un professore universitario e faccio lezione, nel momento in cui faccio lezione mi è proibito di fare propaganda politica. Poi fuori dall'aula, fuori dall'università, posso dire quello che mi pare. Quando, come dire, sono in abiti non accademici. E questo vale per tutti. Va bene, ci sono altre domande? Grazie, l'ultima domanda per questione di tempo. Buonasera. Io la ringrazio per quanto lei, tra codici e virgolette, ci ha fatto capire, naturalmente tra virgolette, a chi vuol capire cosa vuol dire essere diverso. E io non mi considero diverso, mi considero una persona che ha delle difficoltà. E difficoltà però che è attivo a portarle avanti alle varie istituzioni. E come lei ha accennato in un passaggio, essere attivi tante volte si disturba. Le coscienze, non so, i diritti, non so, i doveri di chi ci dovrebbe tutelare. Io li consegno dopo questo documento tramite l'organizzatore perché
visto che c'erano dei consiglieri qua della regione Friuli Venezia Giulia, mi è stato risposto del garante regionale dei diritti della persona, che è stato istituito dalla nostra presidente Serracchiani in regione, che sì, signor De Prato, lei ha ragione a criticare la impossibilità, e naturalmente per noi amministratori della regione, che ci ha fatto presente che l'auditorium della regione è fatto nuovo, 40 milioni di euro circa. Io con la mia carrozzina non posso starci perché si sono dimenticati in caso di evacuazione che ci potrebbero essere, no, anche noi a compartecipare, no, nella vita pubblica, sociale, questo e quell'altro. Però dopo le dico l'ultima frase, che fa capo anche a quello che lei, professore, a noi ignoranti, però che viviamo, diciamo, quotidianamente le difficoltà, mi si dice, scusate ma non riesco, si invita l'amministrazione, dice il garante, no? Per l'inclusione o esclusione, metto tra virgolette, si invita l'amministrazione regionale a considerare l'eventualità di porre in essere modifiche e adattamenti in tale direzione, sempre sulle barriere all'interno delle proprietà regionali aperte al pubblico o comunque a nostra disposizione, sulla base del principio di ragionevolezza, ovvero, ha già capito, no? Ovvero, qualora questi non implichino oneri eccessivi e sproporzionati. Io sono un eccessivo? Sono fuori luogo? Guardi, questi manifestini che dopo io da 30 anni vado in giro, non l'ho fatto a caso oggi, lo porto con me, sono degli adesivi dove chiedo di non toglierci i nostri diritti quando magari protestiamo, non una volta, 2 volte, e ci fanno capire che nella parte del torto siamo noi. Perché protestiamo? Se ne consegni ti ringrazio. Innanzitutto chi protesta pacificamente non è mai dalla parte del torto. Io come costituzionalista devo rispondere così: se qualcuno fa diversamente sbaglia, e se qualcuno lo fa avvalendosi del suo potere istituzionale deve essere sanzionato e cacciato via. Grazie. Il problema che lei segnala è un problema molto serio ed attiene a quel concetto di solidarietà. Quella frase che lei ha citato in questo momento è una frase che va in direzione esattamente opposta alla solidarietà, perché cosa si dice in quella frase? Siccome costa troppo, allora, e voi siete pochi rispetto alla maggioranza, come dire, dei normodotati, non vale la pena spendere questi soldi. Il che significa che noi mettiamo la dignità su uno dei piatti della bilancia. Questo è il discorso. Io non voglio sapere cosa, voglio entrare nelle polemiche politiche, per carità. Questo significa che noi stiamo mettendo la dignità su uno dei piatti della bilancia. Abbiamo detto prima che la dignità è la bilancia e quindi è giusto che, anche se coloro i quali vogliono usufruire di un diritto, che è il diritto di poter entrare in quell'auditorium, di poter partecipare agli eventi che ci sono in quell'auditorium, non ci deve essere un problema di soppesare quanto costano. Dice, ma sono 10 disabili e ce ne sono 1000. Non è così, perché se avesse dovuto fare questo ragionamento la Corte Suprema americana, quando si parlava della segregazione razziale delle scuole, gli afroamericani, come si dice oggi, che volevano iscriversi in quelle scuole erano una piccola minoranza, e si trattava di leggi approvate dai parlamenti nazionali dei vari stati, non quello federale, dei vari stati, approvate a stragrande maggioranza.
Quando si parla di diritti fondamentali non c'è maggioranza, io almeno la penso così, ma non sono io che le posso dare questo diritto o peggio ancora che glielo posso negare. Io le dico che sono dalla sua parte, nel senso che opporre questioni di natura finanziaria, semmai si devono andare a trovare, se vuole che entri nel caso specifico, i responsabili di quella cosa, perché poi aggiustare l'opera una volta fatta male costa molto di più. Cioè se io devo prevedere degli accorgimenti per consentire l'evacuazione rapida anche da parte di chi ha determinati problemi, devo spendere molto di più di quanto ne avrei speso se nel progetto originario avessi previsto queste cose. Allora andiamo a vedere chi è responsabile. No, per carità, parliamo di progettisti, parliamo da chi ha collaudato, parliamo di tutte queste cose, che ci sono anche delle leggi in questo campo. Allora questo sì, mi sento di doverlo dire, ma le dico pure che se questa cosa arrivasse davanti alla Corte Costituzionale, qual è il problema? Quale sarà il problema? Faccio il facile profeta a dirglielo. Quale sarà il problema? Ma se facciamo questa sentenza, che buco apriamo nel bilancio dello Stato? Questo, cioè tutti quelli che si sono crogiolati in questi ultimi tempi a dire che la Corte Costituzionale apre buchi nel bilancio dello Stato, devono andare a pensare che molto spesso ci si trova di fronte a questi problemi, e questi problemi comportano anche una responsabilità politica oltre che una responsabilità giuridica. Quindi sul piano, diciamo, del diritto costituzionale sono assolutamente d'accordo con lei. È chiaro che si deve avere una maggiore sensibilità. Non voglio fare l'ottimista a tutti i costi. Guardi che quando io ero più giovane, non dico non ero vecchio, perché non mi sento vecchio, non ero più giovane, per salire su un treno bisognava fare salti sulle cose. Oggi si sta andando avanti da questo punto di vista, si stanno creando delle condizioni nelle strade, eccetera, cioè qualche passo si è fatto. Allora, vogliamo dire che cos'è un principio? Un grande giurista italiano ha detto che un principio ha come una delle sue caratteristiche essenziali la inesauribilità. Cioè il principio di eguaglianza, che poi significa mettere tutti coloro che esistono, tutte le persone, sullo stesso piano, e quindi l'eguaglianza significa anche calcolo delle differenze, perché trattare in modo uguale situazioni diseguali è la peggiore ineguaglianza, la peggiore ingiustizia. Allora se noi vogliamo realizzare questo, ci avvicineremo a piccoli passi. Se arriva qualcuno e dice che abbiamo raggiunto la perfetta eguaglianza, come diceva Platone, cacciatelo via dalla Repubblica, che è un individuo pericoloso, vuole fare il dittatore, perché sempre per citare la vecchia Unione Sovietica, gli ospedali psichiatrici erano pieni di persone che dissentivano dal regime, perché il regime era talmente perfetto che chi dissentiva era pazzo e quindi doveva essere curato. Allora il problema che lei dice, benissimo, deve essere approvato e deve essere affrontato e deve essere risolto, però non pensiamo che una volta, per esempio, come mi auguro, venga risolto il suo problema, non se ne creino altri. Se ne creeranno senz'altro altri, aggiungo io, per fortuna. Grazie. Grazie al professor Silvestri. Adesso invito il primo cittadino Paolo Mennis a consegnare un presente al professore. Due volumi della storia di San Daniele. Grazie.